in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci qua puntuali come ogni mercoledì con lo sportello pensionati, che non è solo rivolto ai pensionati, ricordiamolo, perché ci telefonano anche persone che sono anche giovanissime rispetto alle persone appunto, no, alle quali noi siamo abituati a pensare quando parliamo di pensionati. Vediamo subito chi sono gli ospiti, le ospiti di oggi. Accanto a me Renata Della Ricca, della segreteria regionale della CISL, che ricordiamo essere coordinatrice di Udine e della Bassa Friulana, e poi Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine. Buon pomeriggio, come state? State bene? Bene, bene. Sono molto contenta quando sono in trasmissione con voi, perché riceviamo sempre tante telefonate, tante richieste. No? Bene. Si vede che la vostra simpatia richiama, attrae, non lo so, se ci sentono gli uomini che partecipano alla trasmissione, guai. Bene, questo era per rompere così, scusate, c'era per rompere il ghiaccio. Vediamo allora quali sono gli argomenti di oggi. Io partirei subito con la piattaforma del sindacato, anche perché per il 27 novembre è prevista un'iniziativa Udine. Adesso bisognerà vedere come si farà, come sarà organizzata, no? Sì. Tutto dipende dal Covid, se farete manifestazione, se farete sit-in, incontro, è tutto da decidere sul momento. Beh, la CISL, unitariamente CGIL, CISL e UIL, ritorneranno in piazza in modo metaforico, perché se ritorniamo in sicurezza con le mascherine, meno male abbiamo anche tutti i delegati e le delegate che hanno il Green Pass, quindi una manifestazione in sicurezza, ma per dire cosa? Per riprendere in mano la piattaforma sulle pensioni, perché la legge di bilancio che ci è stata presentata dal governo non ci trova d'accordo. Non ci trova d'accordo perché c'è la prospettiva di rimanere ancora un anno con la quota a 100, ma quello che noi come parte sindacale chiediamo è che venga fatta una riforma stabile, una riforma che dopo 41 anni di contributi e 62 anni di età uno può uscire anche al mondo del lavoro, uscire però con una pensione dignitosa, quindi anche la proposta di Draghi con questa pensione a 41 anni noi vogliamo capirla molto bene, perché adesso chi esce dal mondo del lavoro esce con un sistema misto, quindi esce con una pensione dignitosa, ma se andiamo a 41 anni con il sistema contributivo come tutti quelli che sono stati assunti dopo il 96, dal 96 in poi, saremo tutti dei vecchi poveri, e questo noi come parte sindacale non lo accettiamo, ed è per questo che noi ritorneremo sui temi principali, dei temi a noi fondamentali, che sono la riforma sulle pensioni, il fisco, e dobbiamo riparlare di lavoro. L'abbiamo detto più volte qui in trasmissione. Dobbiamo parlare di lavoro, del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro, come ricollocare i lavoratori quando perdono il lavoro, perché i lavoratori non possono vivere solo di sussidi, ma il lavoratore ha bisogno di essere reinserito e di lavorare, perché il lavoro dà dignità. Io direi, perché c'è già una telefonata pronta,
Ci sono tanti argomenti, volevo sentire anche Liliana. Comunque sentiamo prima chi c'è in linea per dare priorità appunto anche ai nostri telespettatori per non farli attendere a lungo al telefono. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, buonasera, con chi parliamo? Ah, io sono di Ravasfretto. Sì. Volevo chiedere, no? Se abbiamo fatto domanda all'INPS per di aumentare la pensione di mia moglie che ha 3,70 al mese, però io ho 900 col cumulo, accettano o no? Non ho capito. Non abbiamo capito Liliana, molto. Che tipo di pensione aveva fatto domanda? Il signore di Non abbiamo capito. abbiamo solo capito che lei di Ravascletto che ha fatto domanda se Sì, può... all'INPS per aumentare l'invalidità di mia moglie. Ah, per aumentare Però- l'invalidità. Sì. Però io ho 900 al mese, se il cumulo va bene o no? Lei ha 900 euro di pensione al mese Sì, e lei 3,70 e lei 3,70? di invalidità, sì. E quindi lei vorrebbe vedere se è possibile aumentare questo importo perché deve fare un Esatto. aggravamento, perché sua moglie Sì, si è aggravata, la sua situazione si è aggravata in sostanza. bisogna vedere il cumulo, voi sapete, no? Adesso sentiamo un attimo, vediamo Liliana. Quindi deve fare una domanda di aggravamento tramite il patronato, quindi si deve rivolgere al Sì, medico. abbiamo già fatto. Già fatto tutto quanto, quindi deve rivolgersi adesso al patronato per vedere la risoluzione della sua domanda, se viene accolta o meno. Ha fatto il non possiamo verbale col medico di famiglia, ha fatto il verbale il medico di No, famiglia, abbiamo fatto il verbale, tutto in regola, no? tutto, quindi lei aspetta la chiamata della commissione, perché non avrà fatto la visita ancora con la commissione. No, non è stata fatta. Già fatta, quindi Già sta fatta. quindi se ha lo SPID No, può accedere... con la commissione medica. Sì. Sì. No, mia moglie ha fatto tutto, è 100% grave e ha 81 anni. Solo volevo sapere da voi, cioè il mio cumulo, la mia paga e la sua è troppo alta? Ma non fa accumulo, non fa non accumulo. c'entra, no? No, se al 100%, se come dice lei, non fa accumulo, quindi non 100% c'entra. se ha l'articolo 3,3 non fa Ah, cumulo. non fa cumulo con l'invalidità. No, vanno a vedere il reddito solo direttamente della persona invalida, quindi... se Cioè non il mio reddito va con la sua o no? No, nel No. suo caso è quello che ha fatto la domanda a sua moglie, il reddito, quindi viene preso in esame quello. Cioè che reddito bisogna avere per avere questo aumento? Lo sapete voi? No, ma è a prescindere, no? Sì. Per sì. l'aggravamento, non è a prescindere dal reddito. Sì, quindi lei se è stata accolta dovrebbe avere già una risposta. Quindi lei il patronato ha già verificato la sua domanda? Sì, è stata spedita. È stata Volevo solo spedita? sapere da voi quel cumulo che fanno, no? Perché da dietro che ho capito, patronato Inc. hanno detto che ma non so se gliela danno l'aumento perché c'ha 11.000 ad anno io, no? E lì bisognerà vedere. Bisogna vedere cosa c'è. se dice... no. Sì, allora aspettiamo, no? Sì, infatti, aspettate e dopo eventualmente Aspetta, si se no rivolge... ritorna nei nostri uffici e al patronato per vedere tutta la pratica, per capire, perché non dovrebbe avere dei cumuli, però bisogna vedere la va pratica bene. che lei ha fatto. Va bene, la ringrazio. Va bene? Prego, Prego, arrivederci. buongiorno. Arrivederci. Grazie per aver chiamato, buonasera, saluti anche alla moglie. Quindi stavamo parlando di scadenze. Di Allora, scadenze, prima- sì. Perché anche questo mese, anche per questo mese, data l'emergenza, la rata di dicembre verrà pagata in anticipo, quindi viene pagata già il 25 di novembre fino al 30 di novembre, quindi è comprensiva della 13ª mensilità, che sarà un pochino più consistente visto che la trattenuta IRPEF è stata costante tutto l'anno, quindi non verrà diciamo ultratassata la 13ª, quindi dicembre 13ª, e per le pensioni più basse ci sarà la somma aggiuntiva di 154,84, quindi per le pensioni che sono al minimo.
Quindi questa volta sarà una rata veramente ricca, diciamo. Poi l'altra scadenza è per quello che riguarda le istanze dell'APE sociale, quindi bisogna presentare entro il 30 del mese la richiesta per riconoscimento della qualifica, diciamo, come APE sociale per chi rientra e per quelli che hanno la pensione anticipata come precoci e raggiungono il requisito entro il 31 dicembre, quindi è l'ultima, diciamo, possibilità per presentare questa istanza. L'INPS la esaminerà, quindi se sarà accolta darà anche la decorrenza della pensione, diciamo, se spetta. Quindi affrettarsi se la scadenza è il 30 di novembre. Questo. Quindi APE social. APE social e quindi anticipata per i lavoratori precoci. Quindi questa è la scadenza del 30 di novembre. Ecco, bisogna tenere ben presenti appunto queste scadenze, anche perché per il futuro, come diceva, no? Del domani non c'è certezza, si diceva proprio con Renata. Ma noi andiamo in piazza non solo per chi andrà a breve in pensione, ma anche per i giovani. Dobbiamo pensare per i nostri giovani che hanno sempre più un lavoro precario, lavori discontinui, lavori part-time, lavori poveri. Pensiamo ai rider, pensiamo a tutti quei ragazzi che ci portano ogni sera la pizza, i panini, il take away al proprio domicilio. Sono tutti ragazzi che un altro giorno non avranno la pensione e quindi noi chiediamo al governo una pensione di garanzia per questi, una pensione contributiva di garanzia per i giovani. E oltre a questo che d'amblè subentri già da quando uno inizia il suo percorso lavorativo la previdenza complementare, perché è importantissima per avere una pensione dignitosa quando si arriva al termine del percorso lavorativo, se no veramente il futuro sarà di futuri anziani poveri. Sì, uno scenario per niente eclatante. Uno scenario che a noi come parte sindacale unitaria siamo molto preoccupati ed è per questo che noi ci battiamo parecchio. Siamo in piazza il 13 con gli edili, per la sicurezza nei cantieri, per la sicurezza nei posti di lavoro, o perché il buono 110, che se ne parla tanto, molti hanno usufruito, però ha drogato tutto il mercato, tutte le componentistiche che vengono utilizzate anche per rifare e abbassare di 2 fasce la certificazione energetica nelle case. Costano tantissimo, tutti i prodotti, tutte le attrezzature non sono raddoppiati, sono triplicati, quadruplicati e quindi veramente abbiamo preoccupazione, siamo preoccupati per il mondo dell'edilizia, perché adesso c'è questo boom e quindi si cercano imprese dappertutto, ma una volta che sono terminati questi bonus e ci preoccuperemo che cosa faranno queste aziende, quindi anche con i fondi del PRNN dobbiamo fare dei lavori, delle ristrutturazioni che continuino nel tempo e che diano lavoro a tutti il settore dell'edilizia. Il 17 saremo in piazza sempre a Roma con i pensionati, con i punti della piattaforma di CGIL, CISL e UIL per garantire l'età pensionabile e bloccare la Fornero, altrimenti ci sono delle categorie che avranno un prolungamento dell'età pensionabile di 5 anni e questo non è giusto, non è corretto, quindi noi dobbiamo veramente mettere dei paletti e il governo deve ascoltarci. Ecco, Renata, possiamo farci una piccola pausa, poi riprendiamo. Certo. Riprendiamo, intanto abbiamo visto anche la slide per quanto riguarda la manifestazione prevista il 17 a Roma. Ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed
Ed eccoci nuovamente in studio, nel frattempo sono arrivati anche messaggi. Vi ricordo, e lo vedete in sovraimpressione, se volete mettervi in contatto con noi, 0432 57 3517, per le telefonate invece gli sms al 351 570 5687. Mi raccomando, a quest'ultimo numero non telefonate, infatti anche adesso appena, mentre c'era l'intervallo, ho ricevuto una telefonata proprio sul 351, assolutamente no, perché non riusciamo comunque a mettervi in diretta e quindi sentire le vostre esigenze. Posso solo rispondere io personalmente, ma per la trasmissione non va bene. Quindi vediamo i messaggi. Buonasera, la cassa integrazione viene conteggiata per contributi INPS e anche le donazioni di sangue? Sì, vengono conteggiate a tutti gli effetti, perché i donatori di donazione di sangue come figurativo, quindi come malattia, viene in automatico senza dover fare la domanda. La cassa integrazione viene comunicata direttamente dall'azienda, quindi in automatico l'INPS sa quanto ha fatto di lavoro effettivo e quanto ha fatto di cassa integrazione e donazione di sangue. Quindi non deve fare nulla perché ha conoscenza direttamente l'INPS. Altra domanda, sempre sulle pensioni. A febbraio 2022 compirò 63 anni, ho 30 di contributi. Attualmente sono in NASPI per circa 3 mesi. Avrò la possibilità di accedere all'APE social? Ringrazio anticipatamente e saluto. Sì, sì, perché a questo punto hanno parlato che anche per il prossimo anno verrà ampliato il discorso dell'APE social con nuove attività, quindi le 15 più altre 8 saranno 23, quindi confermando l'APE social, 63 anni di età, 30 anni di contribuzione. Lui alla NASPI, quando lui cessa alla NASPI, adesso vedremo quali saranno le condizioni, comunque come cessa la NASPI ha già il diritto come categoria privilegiata, quindi potrà fare la domanda. Sentiamo come persona che è disoccupato, che ha perso il posto di lavoro, quello rimane. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Buonasera, scusi, intanto complimenti per la vostra trasmissione, siete molto utili. Grazie. Vorrei chiedere una cosa. Prego. Io in marzo di quest'anno ho iniziato a percepire la pensione con l'APE social. Vorrei sapere, ho diritto alla 13ª quest'anno? No. Allora l'APE social ha una particolarità, che non può superare i 1.500 euro lordi, quindi chiaramente qualcosa meno di 1.500 al netto, e che vale per 12 mensilità. Quindi non c'è la 13ª in nessuna di queste, fin tanto che non raggiunge il diritto a pensione. Quindi la 13ª non c'è nell'APE social. Ecco. Quindi non è solo per quest'anno. Va bene, la ringrazio tantissimo. Possiamo sapere da dove ci stava chiamando, così, nostra curiosità? Da San Giorgio di Nogaro. Da San Giorgio di Nogaro. Grazie, grazie per aver... La 13ª non la perde, la prenderà quando avrà l'età pensionabile. Sì, è da dire, cioè che non è che la perde, non la prende in questi anni che lei non aveva ancora maturato. Perché non è prevista. Bene, signora, ha sentito? È già andata? È già chiusa la telefonata. Sì. Abbiamo un'altra telefonata in linea? No. Allora andiamo avanti con i messaggi. Mi chiamo Giovanni, 15 dicembre, maturo 41 anni di contributi, pur avendo solo 58 anni. Ci speravo si potesse andare in pensione con, scrive fra virgolette, soli 41 anni. Per me la legge Fornero continua. Saluti. Questo è un dato, se il signore che ha 41 anni di età di lavoro, se è un precoce o se è un lavoro usurante, può fare la domanda. Se non rientra in queste categorie deve aspettare i 42 anni e 10 mesi. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Maria. Buonasera, signora Maria. Buonasera. Niente, io vado in pensione il 30 marzo 2022. Faccio i 3 mesi e andrei a giugno 2022. Sì.
Volevo sapere, io ho cominciato a 14 anni, dell'80, come precoce vengo conteggiato? È una domanda specifica quella del precoce. Se lei ha fatto la domanda come anticipata normale, lei fa il suo percorso con 41 e 10 mesi. Sì, sì, fino a lì sono d'accordo, però perché non è stato messo dentro il precoce? Ma perché il precoce, tra l'altro, lei doveva appartenere a determinate categorie, quindi doveva essere precoce, sì, però doveva essere o disoccupata o assistere a qualche persona come caregiver, quindi assistere a qualche familiare, e quindi se lei non rientrava in queste categorie particolari non aveva il diritto dei 41. Quindi lei stava lavorando, quindi è chiaro che non era disoccupata. Ho capito. E come importo invece? Beh, l'importo è normalmente quello che ha con le retribuzioni degli ultimi 10 anni, viene fatta la media per quello che riguarda la quarta retributiva, quindi 5 anni per il primo pezzo, 10 anni per il secondo pezzo e dal 2011 la parte contributiva, quindi c'è sempre già iniziata la parte contributiva della pensione. Ho capito, in pratica io ho fatto già 41, devo fare in pratica ancora... I 10 mesi? Sì, 10 mesi, ne ho fatti già 2, mi mancano ancora 7, 8 mesi. Sì, quindi questo non viene toccato, quindi siccome la Fornero ha detto che si va in pensione con 42 10 mesi per un uomo e 41 10 mesi una donna, questo non viene toccato dai nuovi discorsi delle riforme e cose varie. Quindi lei tranquillamente, lei può andare il prossimo anno con 41 e 10 mesi. Che la prima retribuzione di pensione, in pratica io finisco il 30 giugno. Poi ha la finestra di 3 mesi. No. La finestra la finita il 30 giugno? Il 1° luglio io dovrei essere in pensione? Quindi come completa la finestra può andare in pensione, esatto. Ok, e come retribuzione mi arriva il mese successivo? Il mese dopo. Il mese dopo. In agosto. Ah, la rata di pensione, sì. Di solito non il primo del mese, ma 20 giorni dopo, perché la prima volta viene un pochino più tardi, diciamo. Ok. Quindi verso fine mese, diciamo. Ok, bene, grazie, arrivederci. Grazie a lei per aver chiamato, buonasera. Buonasera. Ritorniamo al 17? Al 17 di novembre, perché ci eravamo interrotti prima, perché è importante questa data. Il 17 i pensionati saranno CGIL e CISL e UIL in pensione, che è un'assemblea nazionale dove si farà questo incontro all'auditorium, quindi un incontro con distanziati, con la mascherina, con il Green Pass, perché anche chi parte dal Friuli Venezia Giulia devono avere tutti il Green Pass da essere vaccinati. E di cosa si parlerà? Si parlerà quello che si diceva anche prima, proprio il superamento dell'impianto della legge Fornero a partire dal 2022, introduzione della flessibilità in uscita a partire dai 62 anni con 41 anni di pensione contributiva percepiti, il riconoscimento, riconoscere la diversità a più categorie dei lavori gravosi e riconoscere anche il lavoro di cura che viene fatta al proprio domicilio dalle donne, quelle che noi continuiamo a ribattere, che venga riconosciuto un anno contributivo, non solo una per i figli, cioè anche se una ha 3 figli viene sempre riconosciuto solo un anno, ma che venga riconosciuto uno per ogni figlio. Ecco, perché adesso appunto ricordiamo, che periodo viene riconosciuto per ogni figlio per i fini pensionistici? Che mi confondo sempre. C'è l'obbligatoria di 5 mesi. A livello contributivo viene contributivo? Quindi un anno fino a un massimo di 2 figli, 2 anni. Quindi ai fini della pensione viene riconosciuto un anno? Nella sola contributiva però. Della sola contributiva? Perché se è mista non è la stessa cosa.
E se la invece pensione è deve mista? essere solo contributiva, allora viene riconosciuto questo, mentre invece nella mista viene riconosciuto il periodo della obbligatoria, diciamo 5 più 6 mesi. Quindi Sì. 5-6 mesi. 5 dell'obbligatoria e 6 della facoltativa, quindi è diverso. Quindi se uno va in pensione, ha avuto 2 figli, per i 2 figli, va in pensione adesso, i 2 figli come vengono calcolati? Allora, se ha la pensione retributiva mista, diciamo, Sì. gli vengono riconosciuti i 5 mesi come obbligatoria, quindi i 2 prima e 3 dopo. Sì. E poi i 6 mesi, se fa la facoltativa, eventualmente li può riscattare, comunque gli viene riconosciuto. Mentre Sia che li invece, abbia fatti in quel periodo, cioè sia che abbia lavorato, sia che non abbia lavorato nel periodo quello lo può anche fare come riscatto dopo eventualmente se non ha lavorato, sì, comunque gli viene riconosciuto. Mentre invece nel contributivo può avere dei vantaggi come anzianità, è diverso, quindi può scattargli di 1 anno come anzianità, scatta come coefficiente di trasformazione nel momento che si fa il calcolo della pensione contributiva, quindi è un altro sistema di calcolo. Certo. Renata, volevo capire, perché in questo periodo si stanno tenendo queste riunioni per i delegati, come stanno andando questi confronti? So che ci sono, sono abbastanza frequenti. Sono frequenti, stanno andando bene perché facciamo tutte riunioni non con numeri elevati ma numeri anche abbastanza ristretti in modo da garantire la sicurezza anche all'interno delle aule o delle stanze dove facciamo queste riunioni. I lavoratori ci chiedono sicurezza, ci chiedono anche che vengano rispettati gli orari del lavoro, ma più che altro che vengano rispettati tutti i contratti anche di lavoro. È arrivato un altro messaggio, chiedo se è ancora in vigore, l'abbiamo già detto comunque in trasmissione, la possibilità di accedere alla pensione, le donne con 41 anni e 10 mesi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. E se sì, fino a che anno sarà valida? O se sarà a scadenza, da che anno? Ringrazio e saluto Giorgio. Questo è fino al 2025, quindi fino al 2025 è un caposaldo, quindi si può tranquillamente pensare che questi non verranno cambiati. Se ci sarà qualche modifica sarà una possibilità in più, però i 42 10 mesi e i 41 10 mesi restano fino al 31/12/2025. Altra piccola pausa per la pubblicità e poi risponderemo ai messaggi che stanno arrivando in questo momento. A fra poco. Eccoci nuovamente in studio, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Renato, sono icodroico. Volevo un'informazione, se uno è in pensione e ha la moglie a carico, quanto può prendere di assegno della moglie? Dipende dal reddito, no? Dal reddito, sì. Quindi adesso dovremo vedere con gennaio 2022 quando faranno tutto quanto sarà gli importi. Sì, ma più o meno così, non so, vagamente. Vedremo come viene ridimensionato i carichi familiari, come verrà fatto. Perché viene tutto ridiscusso È rivisto, adesso, quindi no? sì, per forza. Al momento Quindi non c'è nulla? No. Ma il signore se è in pensione, cioè lei... Già sta ricevendo, Sì, no? se lei sta ricevendo ha già una quota di... No, nella che pensione. prosegue. Solo una curiosità così, se uno, come le ripeto, è in pensione, prende una pensione da operaio, se ha la moglie a carico, volevo sapere quanto in più poteva prendere sulla pensione avendo la moglie a carico, no? Dipende dal reddito, quindi è chiaro che dice sì, nella cosa fiscale si sa che più o meno è sempre quella, però dice, il reddito invece bisogna vedere quello, bisogna fare un calcolo. A secondo della fascia del reddito. Se dire 13-14 mila euro l'anno, cosa gli può venire di assegno della moglie? Perché c'è una tabella, quindi da seguire, adesso non lo posso, so che minimo è 20 euro, però non so adesso quale sarà la sua fascia, a quale appartiene.
Quindi minimo 20 euro Per al l'ANF mese. però bisogna vedere che pensione è, se è una pensione di assegno di dipendente o se è una pensione di... 20 euro mensili, così più o meno. Momento, la sua pensione è di autonomo o di dipendente? No, dipendente. Dipendente, quindi è un avvio normale? Sì. Perché sono diverse, sono diversificate. Adesso bisogna vedere, appunto, dico a quale appartiene, perché c'è una tabella che è uscita il 1° di luglio e bisogna vedere dove è incasellata il suo reddito. Ma comunque se lei è di Codroipo, faccia un passaggio, venga a trovarci in CISL a Codroipo e così le controlliamo e le facciamo vedere anche tutta la tabella che è uscita a luglio, così in base al suo reddito le diamo l'informazione corretta. La mattina trova sempre i pensionati che la ricevono e le danno anche le risposte. Va bene, la ringrazio. Faccia una passeggiata e venga da noi. Sì, senz'altro, va bene. L'aspettiamo, arrivederci. Salve, salve. Arrivederci, grazie per aver chiamato. Buonasera, sono una lavoratrice part-time. Ad aprile compio 41 anni, cioè faccio 41 anni di lavoro. Posso andare in pensione con 41 e 10 mesi? Grazie e buona serata. Allora, bisogna, perché essendo in part-time... Ad aprile, quindi bisogna stare attenti se lei ha sempre osservato il minimale, cioè se è stata sempre dentro i minimali, perché se è andata con retribuzioni un pochino più basse del minimale, il periodo non è la copertura di 52 settimane, ma potrebbe essere anche di meno. Quindi bisogna che lei vada al patronato, si fa fare un estratto, o se lo fa lei, e si controlla tutti gli importi delle retribuzioni. E sulla base di quello si potrà vedere se sono realmente 41 o se c'è qualcosa di meno. Sentiamo chi c'è. Qualche mese in più di lavoro. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. 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 Io mi chiamo Giorgia, chiamo da Pordenone. Sì. Prego signora Giorgia. Allora, giusto? io volevo fare una domanda. Sì. Dica. Sì, praticamente io prendo 500 euro di pensione. La minima. Sì. Ho dovuto aspettare fino all'età di 67 anni. Però io prendo anche un mantenimento di 600 euro al mese di mio marito. Allora, la domanda è questa. Io facendo 730, parlando con la commercialista, mi diceva che mi hanno unificato la mia pensione al mantenimento e mi diceva che è stata tassata del 23% del totale. Sì. Per cui io non prendo neanche la 14ª su questa pensione minima in pratica. Volevo sapere, è corretto unificare la pensione al mantenimento? Prima di tutto volevo capire se lei aveva chiesto un'integrazione al minimo, quindi con presentazione del reddito. Forse se sta sotto il reddito, se sta sotto i 6.000 euro... La sento pochissimo. Se sta sotto la cifra di 6.000 euro, quindi lei magari se ha chiesto l'integrazione al minimo, non ha problema, vogliamo dire, per quanto riguarda l'integrazione al minimo, quindi ci sta dentro come importo. La tassazione sì, per forza di cose, perché lei è dentro nella no tax area, quindi diciamo che non è tassata, e quindi quell'altro fa reddito e chiaramente lei deve pagare il 23%, che è l'aliquota minima, diciamo, dell'IRPEF. Perché praticamente... Perché il coniuge non paga, allora le dà i soldi all'ordo e non paga la tassa, quindi non paga l'IRPEF su quello che le passa lei. E lei, che è l'ultimo che riceve, deve pagare l'IRPEF sulla cifra che le passa il coniuge, l'ex coniuge, diciamo. Sì, perché io poi in fondo vado a pagare più di 2.000 euro quando faccio il 730 e per me sono tanti soldi, cioè mi sembra... E bisogna vedere che cifra... di conti che ho visto che prenderò 850 euro in tutto. Bisogna vedere che cifra prende lei di assegno di mantenimento, quindi sì, all'ordo. L'assegno di mantenimento è di 600. Al mese? Al mese. E la pensione è di 500. Adesso già vediamo se l'integrazione al minimo ci sta dentro, primo, e poi secondo bisogna, la tassazione è giusta, perché i soldi non sono tassati quelli che le vengono passati.
E come mai pago più di 2.000 euro all'anno? Perché viene tassata anche una parte della pensione, evidentemente. Cambia totalmente il modo di tassare la pensione. Non ha quote esenti. È come se io prendessi mezza pensione in sostanza. Sì. Delle trattenute elevate, no? Perché se fai il calcolo effettivamente sono tanti soldi. Sì, esatto. Sono veramente tanti soldi. No, volevo solo sapere se era giusto il calcolo che mi avevano detto, ecco. Sì, è giusto. No? Sì, perché cosa saranno 150 euro al mese in pratica, quindi sì, alla fin fine tornano i conti. Sì, io adesso ho chiesto al patronato che mi trattenessero 100 euro al mese per non trovarmi poi al 7,30 a pagare cifre astronomiche. Non so se lo potrà fare, perché la cosa del fisco, tutto quello che riguarda l'IRPEF viene fatto direttamente, può andare anche la pensione a zero. Perché il sostituto d'imposta è costretto a versarli e quindi in tutti i casi deve recuperare i soldi e versarli all'ufficio entrate. No, ma io non è che non voglio versarli. No, ma è costretto il sostituto d'imposta a versarli, quindi potrebbe anche andarli a zero la pensione. No, la signora ha detto che lei ogni mese vuole lasciare dentro al patronato per non trovarsi la botta finale. Non è possibile. Al patronato, all'INPS. Sì, all'INPS. Volevo far trattenere 100 euro al mese per non trovarmi 2.000 euro e passa da pagare all'anno ogni volta quindi che faccio il 7,30. farseli già trattenere in sostanza per non trovarsi le sorprese. Ecco, può farlo chiedendo che la pensione venga tassata, quindi lei fa un modello di richiesta di tassazione della pensione, anche se è al minimo. Per cui dovrei pagare ancora di più a questo punto. E così ha la trattenuta ogni mese di qualcosa in maniera che lei non si trova a dover pagare tanto. Non si trova la sorpresa finale. Esatto. No? Quindi... Cioè non andrei a pagare di più facendo questa operazione? No. No, è sempre la stessa cifra, perché dopo alla fine, a fine anno viene conguagliata, quindi risulta tutto quello che ha fatto. Va bene, la ringrazio e chiedo scusa. Buona serata, ci ha fatto piacere, ci chiede scusa, perché cosa? Anzi, a noi fa piacere ricevere le telefonate, no? Siamo contenti. E poter dare delle risposte e aiutare le persone. No, è molto bello sentire le vostre informazioni, perché tante volte da casa non si capisce molto bene, noi diciamo pensionati non siamo molto ben informati, ecco. Grazie. Signora, grazie per aver chiamato. Arrivederci. Voglio aggiungere, sì, no? La signora ha detto che i pensionati non vengono informati. Il Covid in questo periodo non ci ha aiutato, anche perché siamo rimasti chiusi, isolati, e quindi noi vediamo che le persone che hanno sofferto di più, oltre ai ragazzi, sono anche le persone anziane. Ma la CISL sta partendo con tutte le assemblee congressuali io dico anche nel territorio di Udine, sicuramente le hanno fatte anche a Pordenone. Tutti i nostri iscritti pensionati e pensionate hanno ricevuto a casa un libricino, abbiamo inviato tramite le poste un libricino dove ci sono tutte le date anche delle assemblee. La prossima assemblea la faremo a Codroipo, abbiamo già fatto a Palmanova, a Cervignano, abbiamo fatto la zona di Lattisana e San Giorgino, chiamando tutti i nostri iscritti e non iscritti per dargli tutte le informazioni. L'11 saremo a Codroipo e il 12 faremo l'assemblea di Udine al centro Balducci. Quindi chi è disponibile noi vi aspettiamo, perché così possiamo fare diversi ragionamenti su pensioni, lavori e altro. Renata, dobbiamo chiudere. Ecco, infatti anche con i messaggi, telefonino chiuso. Grazie a Renata Della Rica, siamo già fuori tempo massimo. Grazie a Liliana Della Rovere. Arrivederci. Grazie ai nostri amici telespettatori, ci vediamo mercoledì prossimo sempre in diretta alle 18:15, arrivederci. Arrivederci a tutti.
in collaborazione con FNP CISL Udine.